Venerdì 5 gennaio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi andremo a Contessa Entellina, in piena valle del Belice, nominata città del vino, una delle novità più recenti. Poi rievocheremo i 100 anni di lavoro di Micio Danzuso, critico teatrale molto famoso e molto popolare in Sicilia e soprattutto nel catanese. Mancati i ristori poi per chi ha subito danni negli incendi, i famosi incendi di luglio nel Palermitano. Avremo delle testimonianze importanti, ma cominciamo con i rincari, gli aumenti con i quali si è aperto l'anno nuovo, dalle bollette ai prodotti alimentari. Stanchi, rassegnati i consumatori che adesso aspettano i saldi che dovrebbero cominciare proprio nella giornata di oggi, la giornata dei saldi. Prego. Tutto costa di più. Ovviamente, penso proprio di sì. La vita costa molto di più, su questo non c'è dubbio. Anno nuovo, nuovi rincari. Se da un lato il costo del gas diminuisce, dall'altro aumenta. Nel 2022, con il prezzo schizzato da 1 a 3 euro al metro cubo, il governo aveva ridotto l'IVA al 5%. Adesso per Palazzo Chigi la fase di emergenza è finita. Così si torna all'aliquota ordinaria che va dal 10 al 22%. Tradotto significa aumenti. Una bella batosta, sì. Non lo so, siamo proprio nei guai. Con una pensione non ce la facciamo, purtroppo. Dobbiamo evitare alcune cose per pagare le tasse. Il Capodanno quindi ha traghettato il caro prezzi. Il trimestre anti-inflazione è finito, così nei supermercati tutto costa di più. Si cerca di comprare quello che serve. Purtroppo è questa, non ci possiamo fare niente. Costerà di più anche viaggiare in auto con il pedaggio che lievita, ma a salire sono anche le tariffe dei gestori telefonici e l'RC auto. Secondo il Codacons nel 2024 ci vorranno quasi 1.000 euro in più a famiglia rispetto all'anno appena passato. Adesso comunque c'è chi aspetta i saldi. Perché a prezzo pieno non si riesce più a comprare. Tra i tanti rincari c'è poco da fare se non mettere mano al portafoglio. A Catania intanto avanza la metro. Nel primo trimestre di quest'anno è prevista la consegna di 2 nuove stazioni, Fontana e Montepo, che sono stazioni importanti perché costituiranno il passaggio fondamentale per poi collegare successivamente la città a Misterbianco e Paternò. Non solo, nel 2026 da Piazza Sesicolo, dalla stazione di Piazza Sesicolo, quindi in pieno centro di Catania, si potrà arrivare in metro all'aeroporto. Vediamo. Tra il 2022 ed il 2023 si è seminato tanto. Ora per la metropolitana di Catania si avvicina il momento del raccolto. Tra 2 mesi la consegna delle stazioni di Fontana e Montepo, la ripresa degli scavi sotto via Castromarino e dulcis in fondo l'inizio dei lavori per l'opera forse più attesa, il collegamento tra Catania Sesicolo ed aeroporto. Una data che ci svela il direttore generale di FCE, Salvo Fiore. E quindi riteniamo che entro il 2026 dobbiamo completare i lavori. Ovviamente queste sono da cronoprogramma, speriamo di non trovare delle condizioni imprevedibili che rallentano le opere che purtroppo caratterizzano spesso gli appalti pubblici. Dopo il boom per il concertone di Capodanno, 7.000 persone hanno utilizzato la metro per raggiungere Piazza Duomo e di 5 milioni di utenti per il 2023 si accelera con la consegna di altre 2 fermate, Fontana e Montepo, come detto, propedeutiche per collegare su rotaia Misterbianco e Paternò. Entrambi i progetti sono stati appaltati, siamo in fase di definizione del progetto esecutivo e riteniamo sostenibile ipotizzare che entro il primo trimestre del 2024 avvieremo i cantieri. Metropolitana sempre più gettonata tra i giovani. La cosa più bella da questo punto di vista è che ci fa sempre orgoglio che sono i giovani catanesi che hanno scoperto la metropolitana. La metropolitana è piena di giovani studenti che utilizzano la metro per andare all'università, per spostarsi in centro, hanno capito che è un'alternativa valida al mezzo privato, ha le stesse frequenze nell'ora di punta della metropolitana e quindi riusciamo a dare un servizio che consentirà a servire con le stesse frequenze, quasi quelle della metro, anche una parte importante del territorio e poli strategici come l'università, il policlinico e il parcheggio scambiatore. Elemento imprescindibile è la piena integrazione tra FCE, AMTS e Trenitalia ed il binario intrapreso con il Comune di Catania, a differenza del passato, sembra quello giusto in nome di un'efficiente mobilità sostenibile.
Ed è il momento della rassegna stampa siciliana con Angelo Gagliano. Allora, cominciamo stamattina con la prima pagina, Michele, e buongiorno ai telespettatori ancora, della Sicilia di Catania, e in primo piano, non solo sul quotidiano catanese ma su tutti i giornali stamattina, c'è la conferenza stampa di ieri del Presidente del Consiglio Meloni. Nessuno mi può ricattare, questo è il virgolettato, con noi gli affaristi se la passano male, sulle scelte decido io, sto valutando di candidarmi alle europee. Insomma, una serie di informazioni, tutte direi molto importanti. Fra le altre cose ha accettato anche un eventuale confronto televisivo con la Schlein del Partito Democratico. E poi per la manovra per le nuove spese l'esecutivo spera nella riforma fiscale e nel calo dei tassi della Banca Europea, della Banca Centrale. Poi la fotonotizia, che è una sorta di incubo vero, vedete questo H1N1 indica l'influenza stagionale, e l'incubo perché? Perché adesso le cose, come abbiamo anticipato in qualche modo anche nei giorni scorsi nei nostri telegiornali, ci sono anche delle vittime purtroppo legate proprio all'influenza. 2 morti in ospedale nel Catanese fanno scattare l'allarme per l'influenza. Il sindaco di Valverde: non è la suina, precisa, però in questo caso la provetta che stiamo vedendo è riferita proprio all'influenza suina. Poi altre notizie, vedete la guerra dell'acqua, torna il secondo appuntamento, la seconda puntata di questa inchiesta, c'è una tregua armata, Schifani stoppa il commissario, la gestione del servizio idrico a Catania, e vedremo fra poco nelle pagine interne. Poi c'è una proposta di Tamaio all'Ars, deputato della maggioranza: maxi store nei centri storici, così città rivitalizzate e favoriti lavoro e turismo. Invece di portare, diciamo, i centri commerciali alle periferie, diciamo lontano dal centro della città, la proposta è di costruire questi mega store proprio nei centri storici. E poi vediamo cosa scrivono nelle pagine interne i colleghi della Sicilia. C'è la seconda puntata, come detto, di questo approfondimento sulla vicenda acqua in Sicilia. Schifani stoppa la guerra dell'acqua, commissario congelato dopo le proteste, brusca frenata del governatore sull'iter avviato da Di Mauro, i sindacati sono divisi. Si parla del servizio idrico a Catania, come vedete ieri richiamo alla guerra dell'acqua, un bottino da 10 miliardi, questo scriveva ieri la Sicilia per l'appunto nelle sue pagine interne. E poi si torna sull'influenza. Influenza, 2 morti nel Catanese, al Policlinico registrato il decesso di un uomo e di una donna di 59 e 58 anni per una crisi cardiorespiratoria, la prudenza dei medici, ma il sindaco di Valverde sottolinea che non si tratta della suina, perché evidentemente una delle vittime abitava proprio a Valverde, quindi si cerca in qualche modo di evitare la paura per l'influenza. Saranno soppressi 75 istituti e si punta alla verticalizzazione. Il piano di ristrutturazione di demansionamento delle scuole in Sicilia, l'assessore all'istruzione Turano ha firmato il decreto piano dimensionato della rete scolastica, ce ne siamo occupati nel telegiornale di ieri sera, e alcune scuole, fra queste il Ferrarin di Catania, risultano salve. E allora, i maxi store nei centri storici, la proposta di Tamaio piace a categoria e anche ai sindaci, la norma è all'esame dell'Assemblea regionale, è previsto un possibile ampliamento dei negozi da 200 a 600 metri quadri, favorisce l'occupazione e il turismo, perché nei centri storici ci sono dei limiti per quanto riguarda la superficie dei negozi. E oggi partono i saldi. Confcommercio stima una spesa di 250 milioni. Più prudente Federconsumatori, il Black Friday ha ormai bruciato la corsa allo shopping scontato. Questo e la riflessione. E poi oggi è una giornata in cui si ricorda Giuseppe Fava, 40 anni fa a Catania l'omicidio proprio del giornalista Giuseppe Fava, c'è una intervista all'editorialista della Stampa, il premio dedicato al giornalista scrittore, dice la Licata: non stancatevi di lottare per questa terra. Queste sono le sue parole. Oggi in città ci sono diverse manifestazioni. E poi vedete
si torna a parlare invece dell'aeroporto di Catania. L'aerostazione Morandi va ristrutturata, all'aeroporto dedicato il primo di una serie di incontri promossi dal Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e ancora con altri partiti e movimenti. Diversi studi e perfino la relazione del Ministro dell'Ambiente escludono la demolizione a favore della costruzione di una nuova struttura. Il dibattito sull'aeroporto di Catania dunque va avanti. Come dicevamo, eccolo qui: scuole, scongiurati i temuti accorpamenti. Il decreto della Regione esclude per ora le fusioni di Ferrarin, Duca degli Abruzzi e Verga Malerba. Quindi l'aeronautico rimane indipendente? Per adesso resta indipendente. Dall'anno 2024-25 saranno riuniti gli istituti Rapisardi, Dante Alighieri, Battisti, Coppola, Deledda e Deledda Coppola. Quindi praticamente qualche scuola però sarà accorpata. Questo è il racconto di quello che c'è sulle pagine della Sicilia di questa mattina. Adesso andiamo a Palermo, dove la situazione non va per niente bene da un punto di vista anche dei rifiuti. RAP stop ai doppi turni contro il diktat di Lagalla. Lì è un braccio di ferro vero, Continua questo diciamo braccio di ferro, come dicevi tu, ma evidentemente là ci sono poi anche altri motivi, cercheremo di capire quali. Stop ai doppi turni nella raccolta dei rifiuti a Palermo. Da oggi, ancora prima della scadenza dell'accordo con l'azienda, RAP prevista da 10 giorni. In questo modo la città non potrà che soccombere sotto i cumuli di immondizia che già da giorni la soffocano per gli arretrati del periodo natalizio. Una situazione davvero complicata. E poi la polemica che continua sul concerto di Elodie. Il centrodestra si sfalda proprio per il concerto. Adesso interviene anche la Lega su questo. Di Capodanno. E poi il turismo in Sicilia, il turismo è prigioniero dell'algoritmo, scrive stamattina, un algoritmo che penalizza la Sicilia, lo scrive la Repubblica. Catania comunque batte Palermo nel derby dei visitatori grazie all'intesa con Ryanair. In 18.000 hanno chiesto lo sconto della regione, che ora cerca altri fondi. Il costo dei biglietti aerei condiziona però le presenze nella nostra regione. Altri due dati: intanto c'è un caso a Trapani dopo l'emergenza acqua, adesso è allarme legionella. E c'è anche un albergo del centro città che pare sia stato in qualche modo chiuso, però adesso andremo a vedere. Migranti, a Rosolini finisce l'incubo, 150 minori vengono fuori da questo tendone dove praticamente non avevano assolutamente servizi. E allora dicevamo di quello che succede a Trapani, 2 casi di legionella in un hotel del centro. Il sindaco fa chiudere parte della struttura, ha preso subito questi provvedimenti il sindaco di Trapani. Torniamo a Palermo. RAP, sindacati in rivolta, stop ai doppi turni dopo il diktat di Lagalla. In risposta alla minaccia di privatizzazione avanzata dal sindaco, i lavoratori revocano l'accordo sulla raccolta, una città sommersa dai rifiuti. E davvero vedete queste foto, questa foto eloquenti è eloquente. O il comune consente di fare le assunzioni o andremo allo sciopero. Quindi insomma si incomincia a capire quali possono essere i motivi di questo braccio di ferro. Ancora ieri dal centro alla periferia i cassonetti erano stracolmi, quindi la situazione è davvero complicata a Palermo. E poi la notizia che riguarda il turismo: Catania vince il derby delle presenze con Palermo. Sugli arrivi è fondamentale Ryanair, che ha un accordo con Fontanarossa mentre è scaduto quello con Punta Raisi, quindi evidentemente poi alla fine i benefici vanno a Catania. I benefici vanno a Catania. E adesso, come vedete, torniamo di nuovo sul concerto di Elodie. Dopo Forza Italia, la Lega, come dicevi tu, il centrodestra si sfalda sul concerto di Elodie. Nel mirino l'assessore meloniano Cannella, attaccato da Inzerillo e dalla salviniana Figuccia. Un flop da 450.000 euro, protestano anche le opposizioni. E adesso
un ricordo anche su Repubblica di Giuseppe Fava, il libro La sfida di Fava raccontata alle nuove generazioni. 40 anni fa la mafia uccideva il giornalista, un volume illustrato ne racconta l'impegno. Pubblichiamo la prefazione scritta proprio dal nipote Pippo Fava, l'intellettuale che smascherò la mafia, di Carla Virzi e i disegni di Vincenzo Sanapo, e edito da Book Editore. Questo è il ricordo stamattina sulle pagine di Repubblica. Palermo, siamo al giornale di Sicilia, la disfida che sporca Palermo, quindi già siamo al centro della questione. I sindacati della RAP replicano alle critiche del sindaco sospendendo tutti gli straordinari. La raccolta già inefficiente va a rotoli e la città affoga sempre più nell'immondizia. Un durissimo... senza mezzi termini. Assolutamente, assolutamente. Ancora poi ci sono le proteste, una raffica di segnalazioni, residenti esasperati da quanto sta accadendo, e altresì ai grandi negozi in centro storico, ne abbiamo già parlato. Poi la Meloni, bacchettate a Pozzolo e anche agli avversari per tutti, diciamo, ieri durante la conferenza stampa. Aumenti, stangata per la RC Auto, però è la città meno cara, più 7,8%, Però il costo dell'assicurazione. Cioè, un aumento così piccolino, no, direi proprio di no. Per dire, quasi insignificante. Una battuta, ovviamente. Chiaro. Adesso vediamo cosa succede sulla Gazzetta del Sud. Messina, eccolo, le spese di Natale, arriva il conto pure per Masterchef e gli altri eventi del 2023. Quanto sono costati gli spettacoli in città? 256.000 euro per i Pooh e agli 82.000 euro per il Capodanno. Cioè non c'è solo Elodie a Palermo, ma c'è anche a Messina. Sono pure i Pooh a Messina. E non solo. E poi, vedete, vigili urbani, ecco il concorso scelti 162 nuovi dipendenti, e quindi a Messina arrivano nuovi vigili urbani. Definita la procedura del concorso che porterà all'assunzione di 109 vigili urbani, sono diventate definitive le graduatorie di 7 delle nuove selezioni per 341 nuovi dipendenti. Adesso si attende il via libera da parte del Viminale. E ancora, sempre, vedete, la Parentopoli al CAS, il TAR accoglie ricorsi contro l'annullamento del concorso deciso dall'ente. 4 partecipanti alla selezione pubblica che erano stati stoppati hanno impugnato i provvedimenti davanti ai giudici amministrativi, e quindi si aggiunge un nuovo capitolo a questa vicenda. E poi ci proiettiamo già ai fatti nazionali, di cui parleremo fra non molto con la rassegna stampa nazionale. Meloni indica le priorità e sono io a decidere, sospeso il pistolero di Fratelli d'Italia. E qui una riflessione piuttosto importante: se esplode il Medio Oriente dopo gli attacchi a Beirut e Damasco, nel mirino gli hub iraniani in Iraq. Quindi diciamo la situazione è sempre più calda. Va bene, la vedremo meglio sicuramente nei quotidiani nazionali e li vedremo fra pochissimo. State con noi, buongiorno Sicilia, a dopo. Eccoci noi insieme a Buongiorno Sicilia, insieme con voi e con Angelo Gagliano per la rassegna stampa nazionale. Adesso è inutile dire che c'è il monopolio totale stamattina sui giornali nazionali su quella che è stata ieri la conferenza a Fiume del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 3 ore e mezza di conferenza stampa, è stato veramente qualcosa forse mai prima di ieri. Meloni, l'ombra del ricatto, Repubblica. Subito Repubblica dedica credo 6-7 pagine soltanto alla conferenza stampa stamattina. Con un titolo senza dubbi. Assolutamente, la Premier ammette manovre contro di lei ma non spiega. Qualcuno vuole indirizzare le scelte, ma non mi faccio ricattare, preferisco andare a casa. Attacca Amato, striglia la dirigenza del suo partito, possibile la candidatura alle europee, è pronta a votare il bis di Ursula, sì alla sfida TV con Schlein. Quindi la sintesi in queste 2 righe. Sì.
Il PD poi dice basta bugie e vittimismo, Conte del Movimento 5 Stelle copre Salvini e nega la questione morale. Questo, però ci sono già i primi provvedimenti, perché è stato sospeso il deputato pistolero che ha ferito diciamo un parente di un uomo della scorta di Del Mastro, e adesso è arrivata anche la denuncia per il pistolero, querela, così sì. la chiamano, viene detto così. E poi ancora, vedete, questi sono i temi, diciamo, che poi vengono anche analizzati: i fantasmi all'omertà di Stefano Cappellini e la debolezza dell'opposizione, il punto di Stefano Folli. Quindi vengono evidenziati quelli che possono essere i punti Tutti e due gli elementi. Da quest'altra parte però c'è il Medio Oriente, che già abbiamo in qualche modo, di cui abbiamo già accennato. L'ISIS, e questa è la notizia, rivendica il massacro in Iran e chiama la guerra santa. Ecco, questo è molto importante, perché come tu mi insegni, questo fa vedere che Israele non c'entrava niente, come avevamo detto noi sin dall'inizio. Avevamo detto è molto dubbio che ci possa entrare Israele. Certo, questa cosa complica ulteriormente. E sicuramente, perché a questo punto lo Stato islamico prova a correggere la percezione della lotta palestinese fra musulmani e anche di conquistare il centro della scena. Esatto. E quindi un problema serio, un focolaio pericolosissimo. E c'è Blinken che va in quell'area così calda per cercare di disinnescare questa miccia, e non è un'operazione. Missione difficile. Assolutamente no. Attenzione però, Michele. Torniamo a parlare di intelligenza artificiale, perché adesso crea anche le modelle. Ehi, però. Sedotti e abbandonati dalle influencer virtuali. Quindi insomma c'è una quella nuova... non esiste, mi stai Non dicendo? esiste, non esiste. No, E incredibile. cose più concrete, la Coca-Cola ferma lo spot con la Ferragni. Quindi diciamo che... Qui l'intelligenza artificiale non c'entra nulla, qui sono i guai, evidentemente continuano a diminuire i contratti per quella che è certamente l'influencer più potente in Italia, più potente al mondo, fra le più potenti al mondo. Andiamo alla prima pagina del Corriere della Sera. Meloni irresponsabili tra noi, quindi mette il punto, l'accento. Pozzolo va sospeso, dice ancora, ed evoca manovre oscure, la difesa poi di Salvini. E ancora in primo piano è la Premier del via allo scontro elettorale di Roberto Grassi. Amato le critiche, addio commissione. Quindi insomma si incominciano a tirare un po' di somme. Il ferito querela il deputato di Fratelli d'Italia, l'arma acquistata da un ex di partito. E ancora, vedete, c'è la firma dell'ISIS sulla strage in Iran, blitz degli USA in Iraq, perché gli Stati Uniti hanno bombardato delle postazioni in Iraq che evidentemente appartengono a terroristi o comunque a frange che sono ritenute pericolose. A New York, attenzione a questa fotonotizia, perché vediamo qui che rischia di esplodere un'altra vicenda. Desecretato l'elenco, ci sono anche Clinton e Michael Jackson. Di che cosa si tratta? Da Clinton a Donald Trump, dal principe Andrea a Michael Jackson a David Copperfield. Ecco la lista di Jeffrey Epstein, resa pubblica dal giudice di New York, 187 nomi eccellenti associati al finanziere del jet set accusato di traffico sessuale di minori che si è ucciso nel 2019 in attesa del processo. Lui è morto, ma l'accusa di pedofilia è molto grave. E adesso però questa lista potrebbe mettere nei guai, potrebbe chiamare in causa molte altre Mezza America e non solo. E non solo. Facciamo anche una riflessione su quelle che sono i test di medicina, perché cambiano ancora una volta, finalmente. Cambiano i test per medicina, il patto per abolirli, quiz come per la patente. Adesso per iscriversi a medicina cambia ancora il test per accedere alla facoltà di medicina, le prove slittano ad aprile,
ma la novità è che le domande saranno pescate da una banca dati appena aperta e pubblica, migliaia di quesiti in preparazione con i quali gli studenti potranno esercitarsi. Quindi insomma il sistema, che quest'anno ha mostrato forse qualche problema, verrà ancora una volta rimodificato. L'apertura della stampa è un po' diversa, anche se comunque fa sempre riferimento alla conferenza stampa della Meloni, che insomma silura il suo deputato: difendo Salvini, europee pronta a candidarmi, parla l'uomo ferito a Biella, mi ha sparato da 1 metro. Queste le sue parole davanti ai magistrati. Sì a Elly, no a Conte, è scattata la trappola. Annalisa Cuzzocrea ha questa chiave di lettura. Poi Giorgia ha imparato a non perdere la calma, punire un pistolero per educarne 100. Insomma, in qualche modo descrivono la Meloni come, che ne so, la mamma. No, rido per quel titolo, adesso la cosa è serissima, ma il titolo punire un pistolero per educarne 100 veramente strappa una risata. Scusate, ma comunque è una cosa serissima, non certo, c'è niente da dire, però. E poi ancora il clima impazzito. Prima di andare alle altre notizie, vediamo qua. Leggiamo questa notizia. Questa foto, meno 43 gradi, il clima impazzito in Svezia, temperature polari da record. Certo, meno 43 è davvero un dato che deve fare pensare. Cosa ci si deve aspettare? Cosa ci deve fare pensare la notizia? La Svezia che ha attanagliata da una mossa di ghiaccio che ha portato temperature che non si registravano dagli anni 90. Non dobbiamo confondere il tempo meteorologico con il clima, e poi c'è tutta una riflessione. Ma intanto le altre notizie, il conflitto, andiamo a leggere l'appello di Alter: il 7 ottobre diventi la giornata mondiale contro l'antisemitismo, e poi a Gaza i palestinesi condannati all'esilio, Trump finanziato coi fondi neri cinesi. Pure cinesi, quindi non manca assolutamente nulla. Prima dicevano russi, adesso cinesi. Cinesi. Poi dal Vaticano, coppie gay benedette, ma solo in 10 secondi. Queste sono le indicazioni che arrivano dal Vaticano. E adesso un giornale economico come il Sole 24 Ore, l'apertura, che non è sulla conferenza stampa di ieri del Presidente del Consiglio: USA debito record di 34 mila miliardi, Francia e Germania risale l'inflazione. Anche qui però l'ISIS, l'attentato in Iran è nostro, quindi rivendicano la paternità di questo gesto. Authority dell'Unione Europea e borse, l'intelligenza artificiale alleata contro gli abusi. Quindi abbiamo visto sulla Repubblica il fatto che si possono creare delle influencer virtuali, ma secondo diciamo le autorità e anche le borse, l'intelligenza artificiale in qualche modo ci può aiutare. Utile. Ci può tornare utile. Dal Sole 24 Ore siamo al Messaggero di Roma. Meloni: do io le carte, no ai condizionamenti. Torna questo tema che è centrale. 3 ore di conferenza stampa, Mattarella non resterà inascoltato, stanca dalle accuse di familismo, e nel partito basta irresponsabili. Questo però mi sembra una chiave direi molto interessante. La strage in Iran, rivendicazione ISIS, nostri kamikaze, quindi non c'è assolutamente, non ci sono dubbi su quanto accaduto. E poi coinvolta la Cina, il documento Dem, Trump finanziato da paesi stranieri. Poi la fotonotizia, pensate, a 3 anni dalla morte di Diego Armando Maradona si torna a parlare di un processo, Maradona evasore, processo da rifare. Insomma, mi pare che... E adesso brevemente 2 titoli. Il giornale: io sono Giorgia, atto secondo, conferenza fiume della Premier con tutti quelli che sono praticamente i punti diciamo individuati dal giornale. Pozzolo sospeso, e poi Striglia: la classe dirigente del partito, serve più responsabilità. Sul caso ANAS blinda Salvini, non credo che il ministro debba andare a riferire in aula. In questo paese qualcuno pensa di poter dare le carte, ma io non sono una che si spaventa. È un messaggio, attacchi al governo, colpisce la sfrontatezza di Degni ed è grave silenzio della della Corte dei Conti, che ha esternato in maniera, diciamo così, inconsueta come minimo. Siamo su Avvenire.
Meloni sospende insomma, il suo deputato, non staremo al governo dell'Unione Europea con la sinistra e poi benedite bene. Questo è il messaggio che viene lanciato dal Papa. La dottrina per la fede ribadisce e spiega per le coppie di fatto gay brevi benedizioni pastorali non rituali che non aprono comportamenti non moralmente che non approvano comportamenti non moralmente accettabili. Questo scrive Avvenire. Va ci bene. fermiamo qui. Allora ci fermiamo qui per la rassegna stampa, andiamo a dare un'occhiata al tempo e poi ci saranno subito i primi ospiti. Parleremo di Contessa Entellina, città del vino. State con noi. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo, tempo in cambiamento questo venerdì sulle regioni di nord-ovest e sull'alto versante tirrenico grazie all'arrivo di una nuova perturbazione atlantica responsabile di precipitazioni diffuse, nevose sulle Alpi a tratti sino a quote medie e temperature in considerevole diminuzione. Ma andiamo più in dettaglio e diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sulla Sicilia. Ebbene, resterà ai margini venerdì, godrà di stabilità ed ampi spazi assolati, qualche velatura possibile di passaggio ma non darà luogo a conseguenti effetti, contesto climatico eccezionalmente mite per il periodo, temperature massime di fatti come possiamo osservare attorno ai 18-21 gradi. Le correnti ruotano dai quadranti meridionali. Nella giornata di sabato qualcosa cambia con la discesa della perturbazione, il territorio sarà dunque raggiunto e ne subirà le conseguenze, con un incremento delle nubi, la formazione di piogge, rovesci ma anche locali temporali di moderato forte intensità. Le temperature massime al più inizieranno a perdere qualche grado. Per saperne di più vi rimando all'app di Trebi Meteo al nostro. Abbiamo tagliato le verdure e le abbiamo messe qua. Festeggiare un goccettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa questa roba qua? Ma che tutti i giorni su Antenna Sicilia. Questa roba qua. Abbiamo due ospiti e siamo molto contenti di ospitarli. Sono Valeria Lopis, che è giornalista di Donne del Vino, e Sebi Costanzo, che è vicepresidente del consorzio Etna Doc. Avete capito dunque che parliamo di vino, anche vista l'ora non è molto consueto, però è importante perché parliamo di Contessa Entellina, questo comune importante al centro della Valle del Belice, che ha ottenuto un successo, una svolta. Di che cosa si tratta? Qual è la conquista che ha ottenuto? È diventata città del vino. Che vuol dire? Riconoscimento di città del vino vuol dire entrare a far parte di una rete nazionale e avere tantissime opportunità, poter avere un calendario di eventi, essere una vetrina del vino e quindi poter esprimere tutto ciò che il vino rappresenta, da un comparto economico vivace ad un'economia green, passando per tutta l'accoglienza enoturistica che diventa qualcosa di molto interessante. Quindi questo significa sia turismo sia come dire, ricchezza economica anche in un certo senso. Soprattutto turismo, individuazione di un posto che si caratterizza per le ragioni della capacità di produzione di vino, per le caratteristiche territoriali. Ora che quindi ha un forte significato comunicativo. Adesso parliamo dei vini che ci sono a Contessa Entellina, ma prima dobbiamo dare il benvenuto al sindaco Leonardo Spera, che è il sindaco di Contessa Entellina. Buongiorno sindaco, complimenti per i suoi successi, i successi della sua città, Contessa Entellina, città del vino. È una bella soddisfazione, no? Ma sì, assolutamente, una gran bella soddisfazione. Abbiamo lavorato tantissimo insieme ai produttori, soprattutto ai piccoli produttori, che poi sono l'energia vitale e quotidiana del territorio, ma abbiamo anche i grandi produttori, etichette rinomate, ed insieme abbiamo creato questo grande evento che è il Terresicane Wine Fest, che ogni anno porta a Contessa migliaia di persone e che ha reso il territorio riconosciuto e riconoscibile in argomento vino. Sindaco, stiamo vedendo delle bellissime immagini non solo della sua città ma anche della grande folla. Ecco, vedete come trincano lì. Che tipi di vini ci sono a Contessa Entellina? Ma io posso parlare più dell'Etna di Contessa Entellina, probabilmente loro. Sentiamo il sindaco. Il Nero d'Avola e l'Inzolio. Nero d'Avola, certo.
sono i due vitigni, diciamo, autoctoni che stanno alla base anche di tutti i blend. Poi chiaramente ci sono tutti i vitigni autoctoni siciliani, ma è il territorio che riesce a dare una grandissima qualità, l'orografia, la morfologia del territorio, poi un territorio esteso per 136 km quadri, quindi anche molto variegato nelle proprie essenze. Ora Sindaco, lo chiedo poi anche agli altri nostri due ospiti, come ci si è arrivati? È un bel successo, ma è il frutto di un lavoro, no? È il frutto di un lavoro importante. Valeria Lopez è testimone di questo lavoro sin dall'inizio. Quando abbiamo iniziato nel 2018 a pensare al Terresicane Wine Fest, questo evento che poi ci ha dato la possibilità di diventare città del vino, lo abbiamo fatto perché Contessa Entellina dal 1994 è una DOC, ma lì si era interrotto il lavoro di promozione del territorio. Allora abbiamo ripreso questo lavoro di promozione, ci siamo accorti che l'energia dei giovani produttori, perché tanti ragazzi hanno deciso di rimanere a Contessa Entellina, piccolo borgo, perché è territorio immenso ma demograficamente piccolo, investendo la propria vita nella terra e nella coltivazione anche dell'uva e del vino. Allora abbiamo deciso di puntare alla qualità che viene fuori da questi prodotti, all'energia, dicevo, dei giovani, per dare l'opportunità di far conoscere questo territorio e questi prodotti. Bene, e complimenti. Città del Lei Vino ha citato Valeria Lopez, può continuare lei a esporre, come dire, le glorie del vino di Contessa Entellina? Beh, noi siamo entrati in una connessione molto forte già diversi anni fa attraverso un'associazione culturale che si chiama Enonauti, e il cui presidente è Michele Buscemi, che ci ha uniti, ci ha connessi in questo lavoro. Abbiamo operato una valorizzazione del territorio a 360 gradi, cercando di coinvolgere moltissimo i giovani, che hanno risposto in maniera molto forte. I giovani? I giovani, tanti giovani che restano e scommettono sul proprio territorio. Oh, questa è una bella notizia, cioè una delle ragioni per le quali si può rimanere nel proprio territorio è anche questo, cioè di dedicarsi all'attività, come dire, dell'agricoltura in generale e poi dei vini in particolare. E Sebi Costanzo, che cosa è il consorzio Etna DOC? Ma il consorzio Etna DOC è quel consorzio che riunisce sostanzialmente il 98% dei produttori dei vini Etna, che controlla, legifera attraverso i propri soci stessi la disciplina, le regole per vinificare nella maniera corretta di una delle DOC più antiche d'Italia, che è la DOC Etna, appunto, anzi oggi assurge a un grado superiore nella misura in cui appena un mese e mezzo fa è stata formalizzata la richiesta di upgrade della DOC a DOCG. Salire su di grado alla DOCG, un riconoscimento tutto italiano, perché in Europa esiste la DOP, che in Italia distinguiamo tra DOC e DOCG, e che sostanzialmente è una categoria superiore ma in termini comunicativi e di attenzione sui controlli e sulla garanzia che dai al consumatore. Sindaco, c'è un appuntamento importante quest'estate, è vero? A luglio vi state già preparando a Contessa Entellina? Sì, lo dicevo poco fa, il Terresicane Wine Fest, ormai è un appuntamento fisso dell'ultimo weekend di luglio, si tiene a Contessa Entellina, nelle piazze, ma soprattutto in abbazia, l'abbazia di Santa Maria del Bosco, che è un'antica abbazia olivetana, un luogo fantastico dove poter degustare anche i nostri vini, insieme organizzato insieme alla strada del vino delle Terre Sicane dell'associazione Enonauti. Si chiama Terresicane Wine Fest, è vero? Terresicane Wine Fest. Wine Fest. Ormai è 5 anni che lo fate e va sempre bene. Va bene, abbiamo all'interno introdotto anche il premio Terresicane Wine Fest, che premia i migliori bianchi e rossi dell'areale delle Terresicane, e poi ci gemelliamo con una strada del vino d'Italia. Lo abbiamo fatto con il Trentino, l'anno scorso con Montepulciano, quest'anno stiamo già lavorando per gemellarci con una strada del vino importante del nord Italia, e lo presenteremo al Vinitaly.
Bene, complimenti. Prima di lasciarvi, l'ultima domanda la vorrei fare a Valeria Lopez. L'enoturismo, come si dice, insomma, è una delle strade praticabili o favorevoli per la Sicilia in questo momento? È un argomento molto importante per la Sicilia tutta, ma mi piace ricordare anche per l'Etna, perché spesso il turista che viene a Catania non si rende conto che Catania è una città fortemente vocata all'enoturismo, fortemente vocata al vino in tutti i sensi. Quindi è importante lavorare nella direzione di questa sinergia tra il centro della città e la montagna, che ci dà degli aspetti enoici veramente coinvolgenti e particolari. Bene, complimenti allora a Contessa Entellina, complimenti al sindaco Leonardo Spera e grazie ai nostri ospiti che sono stati con noi, Valeria Lopez, Sebi Costanzo. Contessa Entellina è diventata città del vino sempre di più al centro della Valle del Belice e l'appuntamento è a fine luglio per questo Terre Sicane Wine Fest. Avremo modo naturalmente di parlarne ancora da qui a luglio. Intanto grazie. Facciamo adesso una breve pausa e poi ci occuperemo d'altro. Buon lavoro sindaco, ci vediamo presto. Grazie, buon lavoro a voi. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, abbiamo un altro ospite, Giuseppe Lazzaro Danzuso, bentornato, ben trovato. Vogliamo ricordare il 100 anni di Micio Danzuso, che era un personaggio molto importante per il giornalismo, per la critica teatrale, per la cultura catanese, non soltanto. Allora, chi era Micio Danzuso? Micio Danzuso, guarda, faccio una cosa, ti leggo quello che scrisse Maurizio Scaparro, che venne qui a inaugurare proprio nel Conservatorio Vincenzo Bellini una sala dedicata a Micio Danzuso a un anno dalla sua morte. Sì. Scaparro scriveva che Domenico Danzuso è stato per oltre mezzo secolo in Sicilia e in Italia l'alfiere di una critica pacata, intelligente, costruttiva, concepita per migliorare e far crescere comunità, quelle della prosa e del melodramma, anima e coscienza di una società ben più ampia. In un'epoca di urle e insensatezze, tieni presente che questo l'ha scritto nel 2000, di scontri estremi e distruttivi, il suo esempio può guidarci come la luce di un faro nelle tenebre. Questo Scaparro, che è un importante autore, regista teatrale. Purtroppo scomparso da... Aspetta, scusate, sì. C'è un intervento audio, possiamo anche risentirlo. Modo non solo di conoscere l'ambiente napoletano, ma anche di fare delle esperienze politiche. Parteciperà ai moti contro Ferdinando per la richiesta della Costituzione. Ma quel periodo è importante oltre che per la produzione iniziale. A Giuseppe Lazzaro. Questo è un frammento di un documentario su Bellini mandato in onda dalla RAI qualche anno fa, in cui Domenico Danzuso appunto parlava di questa gloria catanese che era Domenico, che qui a Catania tutti lo chiamavano Micio. Anzi, zio Micio, credo per colpa mia, perché io sono suo nipote e figlio adottivo, così come i miei fratelli. Noi ci chiamiamo Lazzaro Danzuso perché mio padre era il primario dermatologo del Vittorio Emanuele. Era cognato di Domenico Danzuso e entrambi avevano sposato dunque due sorelle, le sorelle Polizzi, una della quale in linea è ancora viva, ha 97 anni e lotta con noi ogni giorno. Perché le recensioni di Micio Danzuso erano così attese? Erano così attese perché soprattutto non solo i grandi, diciamo così, non solo Turiferro, non solo Mario Giusti, ma anche i giovani. Parliamo di giovani, ex giovani ovviamente, per esempio Gianni Scuto, che in quegli anni a Catania, gli anni 70-80 del secolo scorso, con il Teatro Gamma fece delle cose estremamente innovative nel campo teatrale, tanto che quel periodo fu segnato dalla presenza a Catania per un intero anno a Villa Dina di Julian Beck e Judith Malina, il Living Theatre. Caspita. Ecco, questo era allora
il movimento che si riuscì a creare a Catania, anche grazie a Domenico Danzuso, che da vicepresidente dei critici teatrali nazionali, lui girava per la Sicilia in lungo e in largo, non solo l'Italia ma anche l'Europa, riuscì a collegare, ecco, era un uomo che collegava mondi, certo. E che riusciva... A proposito di collegamenti, io a proposito ho ottenuto delle cose nuove per Catania, il Festival Belliniano. Lui si batté per il Festival Belliniano, in realtà adesso ne abbiamo 2, non si capisce bene come, però insomma l'idea di creare un grande Festival Belliniano si deve a lui. Si deve a lui. E anche ai suoi grandi rapporti con i grandi della musica, non soltanto quindi del teatro, diciamo, di prosa. Sì, con i grandi della musica, Gianandrea Gavazzeni, uno per tutti, che erano, con il quale erano amicissimi. Erano diventati amici di famiglia, nel senso che quando arrivavano a Catania passavano le serate in casa di Micio e Lina Danzuso, e diventava un rapporto completamente diverso, ma ecco, lo stesso avveniva anche con i grandi critici. Roberto De Monticelli, che avrebbe voluto per esempio Micio Danzuso al Corriere, ma Micio Danzuso non avrebbe mai lasciato la Sicilia Giornale, pur scrivendo per altre prestigiose riviste eccetera, perché la considerava la sua famiglia. Hai capito? Molto importante questo, molto bello anche. Parliamo di teatro, che è una delle eccellenze di Catania. Come è cambiato in questo secolo, diciamo? Allora, noi siamo partiti da una Catania che era la patria dei pupari. Don Angelo Grasso, quello famoso del teatrino di piazza del centro di Catania, era quello che diceva che le sparava grosse. Infatti quello che gli si diceva era grossa Don Angelo, quando diceva che erano stati ammazzati centinaia di migliaia di mori con un sol colpo di spada. Don Angelo Grasso è il padre di Giovanni Grasso. Giovanni Grasso è ancora considerato il più grande attore mai esistito. Tant'è vero che negli studios americani, nelle scuole di teatro, di cinematografia in America, si studiano ancora i movimenti, le pause, gli effetti che riusciva a creare Giovanni Grasso. Fantastico. E poi ci fu Angelo Musco, Turiferro, certo. E tutta una serie di attori di grandezza incredibile, ma fino agli ultimi. Pippo Pattavina lo scoprono a ogni nuova tournée che fa. Che meraviglioso attore, lo avevano detto qualche anno prima, però lo riscoprono. Sì, è vero, ed è una gloria che dura, grazie al cielo. Tuccio Musumeci, che è una maschera ancor più che un attore catanese, cioè certo, rappresenta il catanese, quindi abbiamo veramente, ecco, Micio Danzuso è stato fortunato a nascere in questa Catania, che era anche la Catania di Mario Giusti, non scordiamolo, di colui il quale riuscì, prendendo tutta la grandiosa letteratura siciliana che esisteva, certo, a trasformarla in teatro. E creò il teatro mediterraneo che abbia successo in tutto il mondo. Poi lo straordinario successo di Pipino il Breve e Berta la Piedona, per esempio, con Toni Cucchiara. Questa cosa inventata, fra l'altro, da Renzino Barbera, che scrisse con Cucchiara, praticamente scrisse tutto il testo del Pipino. Le musiche erano ovviamente di Toni, eccetera, però che è stato un grandissimo successo, insomma, sì, memorabile. Sì. Senti, raccontaci un incontro, un momento, una cosa bella di Domenico Danzuso, che ti ricordi, ce n'è tante che certamente... Ma ti racconto un aneddoto che è divertente e che riguarda anche la Sicilia come giornale. Devi sapere che Domenico Danzuso era avvocato ed era infatti conosciuto dappertutto come l'avvocato.
E lui era diventato avvocato, laureandosi, eccetera, ma poi aveva lavorato nello studio dell'avvocato Natale Ciancio, padre di Mario Ciancio Sanfilippo. Mario Ciancio Sanfilippo lo rubò al padre per portarlo alla Sicilia, che è una cosa divertente. È vero, perché il suo destino avrebbe potuto essere quello di avvocato. Esatto. Invece, fra l'altro, ecco, ti cito una frase di Mario Ciancio che in un volume promosso da Toni Maugeri su Domenico Danzuso scrisse: la Sicilia contava anche per le critiche di Micio Danzuso, che nel mondo del melodramma e del teatro italiano aveva un peso notevole. Quindi allora, e probabilmente anche oggi con la Sicilia ha per esempio Carmelita Celi, che è una straordinaria critico. Quindi perché non tornare a quel tipo di visione, alla critica pacata? Ecco perché dicevamo i giovani lo aspettavano, perché lui non stroncava mai, lui consigliava. Ecco. E da quello che lui riusciva a dir loro traevano tutta una serie di indicazioni per crescere. Per crescere, naturalmente. Bene, fantastico. Grazie a Giuseppe Lazzaro del Tutto per essere stato con noi. Grazie a voi. È stato bello poter rievocare questo centenario. No, in realtà è un po' più che il centenario. Un po' più, perché lui nacque... Spiega, perché ecco, qua... Lui nacque in effetti il 4 febbraio del 1922, venne dichiarato... Quindi 102 sarebbero. Del 1922, sì. Però qualche giorno prima era nato in realtà, era stato solo dichiarato in seguito, era nato lo stesso giorno in cui era morto Giovanni Verga. E lui, che era un umorista nato, amava dire: le disgrazie non vengono mai sole, non solo è morto Verga, ma sono nato io. Questa è bellissima, non la sapevamo, ma è veramente deliziosa. Grazie ancora. Grazie. Però ricordiamo il premio intitolato Domenico Danzuso, 22esima edizione, l'8 di gennaio alle 20 nel Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania. Ha fatto benissimo a ricordarcelo, io me l'ero dimenticato. Grazie anche per questo e grazie per la tua preziosa presenza. Facciamo una breve pausa, tra poco altri argomenti. Intanto purtroppo dovremo parlare di mancati ristori per quelli che hanno subito gli incendi famosi di quest'estate. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, adesso ci colleghiamo con Palermo con il nostro Marco Gullà, che ha un ospite importante, Cristiana Rizzo. Do il benvenuto e il buongiorno a entrambi. Dobbiamo parlare degli incendi estivi, ricorderete, terribili di questa estate, soprattutto nel mese di luglio, concentrati in alcuni giorni, in alcune ore, che noi abbiamo anche raccontato in diretta. E adesso è venuto il momento di parlare dei ristori, per parlare cioè degli aiuti necessari per chi ha subito danni gravissimi, e a quanto pare le cose non vanno tanto bene. È così, Marco? Assolutamente sì, Michele, buongiorno. Io mi trovo a Mondello, in una bellissima località, era anche una bellissima casa, la vedete alle nostre spalle, è totalmente distrutta, è stata totalmente distrutta e danneggiata dagli incendi del 24 e del 25 luglio scorsi. Abbiamo qui con noi appunto Cristiana Rizzo, che è la proprietaria di questa casa e anche una nostra collega. Una notte drammatica, la fuga per salvarsi, hanno anche un bambino piccolo, per salvarsi il 24, poi sono ritornati però il giorno dopo, quindi il 25 luglio, e hanno trovato questa situazione qui. Cristiana. Sì, buongiorno a tutti. Allora, noi siamo scappati verso le 2 di notte, solo grazie al nostro vicino di casa che ha avuto la prontezza e l'empatia e il buon cuore di chiamarci e dirci scappate.
alle 2 di notte con un caldo terribile, perché poi la montagna accanto e anche questa stessa era in fiamme da tantissime ore, quindi c'era una temperatura infernale, il clima pure ovviamente era quello che era, quindi temperature altissime, il fumo, tutta la montagna e la città circondata dal fumo e dalle fiamme, per cui alle 2 di notte le fiamme sono arrivate vicino casa e il vicino ci ha detto scappiamo subito tutti quanti. Alle 2 di notte, quindi io con il mio bambino di 1 anno, mio papà anziano e mia mamma siamo scappati, le fiamme erano a 50 metri, 100 metri, questo fumo rosso, queste scintille, queste fiamme altissime, uno scenario spaventoso. Io ero con il mio bimbo che aveva 1 anno e cercavo di idratarlo, di dargli l'acqua col biberon, di idratargli il viso per non farlo scottare. Temevo che potessimo svenire per le esalazioni, per i fumi tossici che stavamo respirando, e abbiamo fatto questa fuga immediata, veloce, e mia mamma ha potuto salvare i nostri cani per fortuna, i gatti purtroppo li abbiamo persi tragicamente, li abbiamo trovati carbonizzati. Poi il giorno dopo, la mattina dopo, mio fratello è risalito qua, è salito e ha trovato la casa distrutta, cioè l'abbiamo lasciata che era sana, perfetta, le fiamme vicine ma era perfetta, speravamo che non arrivassero qua. Guardate, proviamo anche a farvi vedere, insomma, Sì. Michele, poi l'abbiamo trovata devastata. Marco, devastata. sì. Tra l'altro c'è questa sorta di beffa. Adesso fra qualche minuto avremo anche con noi uno chef che ha avuto la sua azienda danneggiata e anche la sua casa danneggiata. La beffa, possiamo dire, Cristiana, è che nella finanziaria che si sta discutendo e che verrà approvata a breve ci sono pochissimi ristori per voi vittime di questi incendi. Tra l'altro, insomma, la Protezione Civile ha anche fatto una stima: 150 milioni di euro di danni, però credo che la cifra stanziata sia bassissima e irrisoria. Allora, abbiamo avuto 5 mesi di gelo e di silenzio da parte delle istituzioni, perché appunto da luglio a oggi, soltanto ieri abbiamo avuto la notizia che nella finanziaria verrà inserito un comma che riesce a destinare 3 milioni di euro per tutte le case danneggiate in Sicilia per via degli incendi, ma visto che il computo è di 150 milioni di euro, la cifra al momento è irrisoria. Speriamo che, diciamo, durante l'anno a breve vengano stanziate altre somme, perché per il momento è ridicola. Certo. È un primo passo che fa capire che c'è un pochino di attenzione, diciamo, è un passo avanti rispetto al gelo che c'è stato per 5 mesi, preoccupante e scandaloso gelo e silenzio. Adesso c'è questo primo passo, primissimo passo. Abbiamo al mio fianco anche Bonetta Dell'Olio, è una chef, ha un'azienda agricola, anche lei è tra le vittime, tra virgolette, insomma, per fortuna la sua vita è salva e anche quella della sua famiglia, però è sicuramente una delle vittime di questi incendi terribili del 24 e del 25 luglio che noi abbiamo anche raccontato in diretta. Sì. Michele, certo. Bonetta, chef, buongiorno. Come è andato? Buongiorno, allora io volevo, a parte parlare di me non mi interessa, perché poi quello che è stato conseguente all'incendio del 25, dico l'azienda agricola appunto distrutta e casa di campagna, è stata una reazione importante. Io ho creduto di riunire tanta gente nella certezza che tanti amici e tante persone che mi stimavano vi venissero dietro, quindi ho organizzato una class action che è guidata dall'avvocato Alessandro Palmigiano, che io chiamo una specie di mastino napoletano. Lo conosciamo. Proprio perché sapevo che sarebbe finita così nel silenzio delle istituzioni, a parte il risarcimento dei danni. Qua non si sente parlare di prevenzione, noi vogliamo delle certezze per affrontare le nostre estati, le nostre case, i nostri investimenti e, Michele, la nostra vita. Noi abbiamo perso 6 persone in Sicilia, tutto questo non si dovrà mai più ripetere. E quindi c'è stato qualcosa che non ha funzionato, c'è stato un eccesso di fuochi quella famosa notte, perché il 25 luglio, 24-25 luglio è stata una situazione davvero anomala. Questo non si dovrà ripetere mai più e soprattutto la Regione deve iniziare a lavorare sulla prevenzione insieme ai comuni, insieme alle città metropolitane,
che hanno abbandonato completamente i territori. La class action servirà anche a questo, a parte il risarcimento e rifondare i danneggiati come Cristiana che non hanno più prima casa, ma ne abbiamo tanti, insomma, non dimentichiamo Claudio Meli con 2 bambini piccoli, anche lui ha perso tutto, ha perso tutte le arnie, non si può, quindi come può questa... Tante aziende che sono andate in fumo. Tante aziende che sono andate in fumo, magari le aziende, io mi auguro per loro che fossero assicurate, io non so questo come... Però dico, qua si parla innanzitutto di salvare le vite umane, che non metterle mai più a rischio in questa situazione. Marco, vorrei fare una domanda se ho un minuto ancora. Assolutamente. Cristiana, vieni anche qui al mio fianco. Sì, oltre a esprimere la solidarietà, naturalmente uno quando sente queste storie rimane basito, ma ho sentito questa iniziativa importante della class action per prevenire nuove situazioni di questo genere. Se in un minuto riesce la tua ospite prevenzione vuol dire, esatto, prevenzione vuol dire risposte, pulizia delle strade, presenza degli uomini, ronde, monitoraggio costante del clima. Io vi ricordo che il 25 luglio eravamo al 10° giorno di 45-47 gradi, poi siamo rimasti isolati, l'isola vi ricordo che è rimasta isolata per 3 giorni, tutti gli aeroporti chiusi, e allora bisogna prevenire, bisogna non curare dopo, quindi pulizia, uomini forestali, che i parchi come le Madonie, Parco dell'Etna, i Nebrodi siano presidiati. Qua noi chiediamo l'esercito perché è stato un vero inferno. La class action guidata da Palmigiano servirà anche a questo. E avete avuto già qualche risposta o ancora c'è? No, abbiamo avuto anche difficoltà a fare gli accesso agli atti perché li pensavano forse atti privati, lasciamo stare. Niente per meno. Fortuna che c'è Palmigiano, Marco, esattamente. Marco, a te la conclusione. Si sono affidati insomma a un bravissimo legale, Alessandro Palmigiano, che conosciamo, insomma abbiamo più volte intervistato. La conclusione, Cristiana, in 20 secondi, cosa ti aspetti adesso nei prossimi mesi? Allora, mi aspetto appunto, come abbiamo già detto, che ci siano dei fondi maggiori per poter restituire alle persone quanto perso, perché non ci possiamo neanche ricostruire la casa al momento, neanche con questo primo stanziamento. Forse riusciremo a fare, chi ha perso la prima e unica casa, un po' di pulizia per sgomberare un po' le macerie, forse. Quindi mi aspetto una maggiore attenzione da parte delle istituzioni, maggiore anche, direi, trasparenza, una presenza maggiore. E poi sicuramente la prevenzione, quindi rifondare ciò che la gente ha perso, perché c'è un sacco di gente senza casa, e poi prevenire per il futuro. Bene, speriamo davvero. Grazie per la vostra testimonianza importante, speriamo davvero che possa essere utile, noi riteniamo di sì, grazie naturalmente al nostro Marco Gullà che ha condotto questo collegamento. Adesso noi vi lasciamo, abbiamo altri argomenti. Prima dell'almanacco c'è una notizia assolutamente drammatica che viene da Naro, in provincia di Agrigento. Potrebbe esserci un duplice omicidio, 2 donne morte, la prima in un cortile in seguito a un incendio della sua residenza, morta purtroppo carbonizzata, l'altra in una strada poco distante, ritrovata in un lago di sangue. Secondo gli investigatori potrebbe trattarsi di un duplice omicidio perché le 2 abitazioni sono abbastanza vicine. Queste 2 donne, 2 vittime, ripeto, a Naro, vicino ad Agrigento, sono romene. Naturalmente ci saranno poi le indagini della magistratura e delle forze di polizia sulle quali vi aggiorneremo. Adesso è il momento dell'almanacco, prego. Non bisogna necessariamente avere dei bambini che vadano a scuola e che abbiano a che fare con compiti e penne tutto il giorno per sapere quanto insistenti possano essere le macchie di inchiostro sui vestiti. Prima di mettere i capi in lavatrice e provare con insistenza a lavarli dopo aver usato diversi tipi di sapone, mettete semplicemente un po' di alcol sulla macchia interessata. Il risultato vi stupirà. Secondo gli psicologi, le abitudini quotidiane all'interno dell'ufficio possono comportare un serio rischio di esaurimento. Uno studio afferma che il modo migliore per evitare l'affaticamento e lo stress sul lavoro è ignorare i colleghi e isolarsi, rimanendo concentrati sulla propria attività, per esempio utilizzando delle cuffie. Oggi vi spiego il significato di pezzo da 90. Questo termine si usa per indicare una persona molto importante, che si distingue dagli altri.
Ma da dove viene? Ci sono diverse teorie. Secondo una si riferisce ai cannoni usati durante la Seconda Guerra Mondiale, che avevano un calibro di 90 e facevano molti danni. Secondo un'altra viene dal dialetto siciliano e significa un petardo molto grande che si usava nelle feste di paese. Infine c'è chi sostiene che nasce nell'ambiente della mafia, dove i pezzi da 90 erano i capi più potenti e temuti. Lasciamo stare i pezzi da 90, abbiamo ben altro noi qui. Con noi è il nostro grandissimo Marco Amato, che sta centellinando il suo caffè con una tazzona oggi gigantesca. Ma è un effetto più che altro ottico, perché la misura, perché ho cambiato angolo alla telecamera, ecco, infatti vedete che è un po' più ampio. Ne sai una più del diavolo, Marco? Lo faccio di mestiere, insomma. La tazza di oggi ha un significato speciale perché è una cineseria. È molto sottile, un po' simile a biscuit, ma quello che mi piace moltissimo è che è decorata con l'effigie della Fenice. Quindi un augurio di rinascita, proprio pensando a tutto quello che dalle fiamme non può essere distrutto, ma che può rinascere sempre. Quindi auguri a tutti. Davvero, ci associamo, auguri. Allora, adesso tocca a te, vai. Ebbene, allora, come da tradizione, ogni fine settimana proviamo un po' a spoilerare questo weekend come sarà. Weekend molto importante, tra l'altro, perché è il weekend dell'Epifania. L'Epifania è una festa che nasce come la festa del Sol Invictus, ovvero la celebrazione del fatto che le tenebre invernali non riescono comunque a sconfiggere la luce. La luce che è sempre sinonimo di vita e di speranza. Ebbene, come tutti gli astrologi, si studiano le inclinazioni di luce, perché l'esposizione proprio alle stelle è quella che ci dà un auspicio per il futuro. Quindi da domani, che è la festa dell'Epifania e della festa anche della mia maestranza, auguri a tutti gli astrologi che sanno sempre vedere in una luce la speranza del futuro. Weekend di Luna e Scorpione, un weekend interessantissimo ma anche molto passionale, quasi un po' contraddittorio, perché per avere più luce è chiaro che bisogna indagare dentro le tenebre. La Luna in Scorpione è bravissima in questo proprio perché è viscerale, quindi un weekend dedicato soprattutto ai segni d'acqua. Cancro, Scorpione e Pesci. Ottima la loro intuizione e soprattutto questo desiderio di appagare il loro spirito in una maniera più morbida e più confortevole. Un weekend per il Cancro da dedicare alla famiglia, allo Scorpione agli affetti primari e a condividere con essi i suoi progetti. Ai Pesci con una sicurezza in più, una sicurezza affettiva e una sicurezza un pochino più strutturale per quello che riguarda gli affetti, il lavoro, ma anche di un progetto di viaggi nuovo a cui si vorranno dedicare. Se va bene agli Acqua, chiaramente anche i Terra hanno i loro vantaggi, tranne il Toro, perché chiaramente se la Luna è in Scorpione è opposta al Toro, quindi un Toro che deve rivedere più che altro la condizione sentimentale e quindi la prospettiva di se stesso rispetto all'altro, mentre invece si avvantaggia di molto la Vergine, che trova delle soluzioni interessanti ma anche trova lo spazio un po' per l'amore. La Vergine è un po' stata trascurata da Venere negli ultimi tempi e anche Venere per adesso è in quadratura, ma la Luna oggi riporta per questo weekend una carezza affettiva di cui la Vergine aveva bisogno. Capricorno, un segno zodiacale che quest'anno ho salutato come il segno meno aggredito dagli astri, per cui è un Capricorno che si dedica sempre più ai suoi progetti, all'amore, ma questo weekend ha anche la possibilità di intavolare delle brillanti discussioni che lo riportano in auge anche come persona, e quindi coltivate bene gli affetti. Un po' meno chiaramente se la Luna è d'acqua, i segni di fuoco, quindi Leone, Ariete e Sagittario cosa fanno? L'Ariete tende a dismistare un po' il tempo distribuendolo tra amici e famiglia, ma in maniera goliardica. Meno il Leone, proprio perché la Luna in Scorpione lo obbliga necessariamente a riflettere su questioni di gelosia o questioni che riguardano la giusta posizione di intesa con il partner. Un Sagittario invece che non capisce il senso del limite
unite che vuole liberarsi da tutta una serie di costrizioni che lo fanno sentire il segno dell'istinto un po' costretto. E per ultimi gli Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. I Gemelli trovano la dialettica giusta per finalmente comunicare in amore col partner e risanare un po' le loro dinamiche affettive e sociali. Bilancia, sempre in attesa di risposte e responsi, proprio perché la Bilancia sta di molto budgettando su tutta una serie di progetti importantissimi che proprio in questi giorni, non escludo questo weekend, potrebbero dare dei frutti decisamente interessanti o delle avvisaglie di riuscita veramente positive. E per ultimo l'Acquario, il segno delle stelle, un Acquario che sorprende sempre con questa Luna e Scorpione, che però tende un po' a fuggire dall'amore e dagli affetti, anche se sta macchinando qualcosa di decisamente interessante. È un progetto in cui verrà coinvolto giocoforza da collaboratori e amici, potrebbe essere un exploit decisamente glorioso per questo segno zodiacale che torna alla ribalta a livello professionale. E detto questo vi auguro un magnifico weekend. Grazie, una sempre ottima rinascita e buona Epifania, ragazzi. Buona Epifania anche a te, complimenti per l'arte che si intravede alle tue spalle a casa, caro Marco, di grande valore, è vero, complimentissimi. Poi il prossimo collegamento ci dovrai spiegare per favore uno a uno di chi si tratta, anche i segni, ci dici pure i segni degli autori. Va bene, adesso buon weekend anche a voi, a tutti, a tutti. Todos. Amici siciliani, il weekend è alle porte e la vostra terra vi aspetta con tante proposte per trascorrerlo al meglio. A Palermo, il parco Villa Filippina vi invita a vivere l'Epifania in modo speciale, con show, magia e musica dal vivo per grandi e bambini. Dal 5 al 7 gennaio 2024 potrete assistere a spettacoli sul ghiaccio, musica dal vivo, magia e comicità. Non perdete l'ultima tranche di appuntamenti per il New Christmas Village, che chiuderà i battenti dopo aver fatto sognare migliaia di visitatori. Se amate il rock, non potete lasciarvi sfuggire l'occasione di vedere We Will Rock You, il musical ufficiale di Queen, che approda in Sicilia con 3 date. Preparatevi ad essere travolti dall'energia dei brani dei Queen. Le 3 date in Sicilia sono il 5 gennaio al Teatro 2000 di Ragusa, il 7 gennaio al Golden di Palermo e il 9 al Metropolitan di Catania. Per chi vuole ridere a crepapelle, il duo comico composto da Katia Follesa e Angelo Pisani porta in Sicilia il loro spettacolo teatrale Ti posso spiegare. Si tratta di una commedia esilarante che racconta le vicende di una coppia in crisi, tra tradimenti, bugie e colpi di scena. Il primo appuntamento è il 5 gennaio alle 21 al Teatro Golden di Palermo, mentre il 6 gennaio si spostano al Teatro Metropolitan di Catania, sempre alle 21. Al Teatro ABC di Catania, invece, si rialza il sipario con il primo spettacolo del nuovo anno per la stagione di prosa Turiferro 2023-2024. Pino Insegno e Alessia Navarro sono i protagonisti di Oggi sposi, sentite condoglianze. Ancora una volta al centro della scena le dinamiche legate al rapporto di coppia, rose e fiori all'inizio e imprevedibilità con il passare degli anni. Lo spettacolo va in scena dal 5 al 7 gennaio. Per chi vuole approfittare della cultura gratuita, la Domenica al Museo torna il 7 gennaio con ingresso gratuito nei parchi principali dei siti culturali siciliani. Una domenica all'insegna della cultura in Sicilia con la possibilità di visitare parchi archeologici, musei e luoghi della cultura che dipendono dall'assessorato regionale dei beni culturali. Per celebrare i 100 anni dalla nascita di Italo Calvino vi invitiamo a partecipare a una mini rassegna dedicata ai più piccoli. Si chiama C come Calvino e si svolge fino al 7 gennaio tra l'Orto Botanico di Palermo e il Museo Salinas. Un'occasione unica per accompagnare i vostri bambini alla scoperta delle fiabe e del mondo fantastico di Calvino, tra storie, giochi e laboratori. Tutte le attività sono indicate a bambini e bambine dai 3 anni in su.
A Palermo il 6 gennaio non perdetevi lo spettacolo delle Befane volanti dal Palazzo Reale, simbolo della città. 3 simpatiche vecchiette si caleranno dal palazzo in groppa alle loro scope per donare dolcetti e caramelle a tutti i bambini presenti in piazza. A Caltanissetta invece la Befana è diversa e viaggia in compagnia con uno dei mezzi più simpatici che ci sia, la Lapa. Sabato 6 gennaio l'appuntamento con l'Apefania, evento dedicato ai più piccoli e non solo. La Befana farà il giro del quartiere San Luca in Apecar, distribuendo regali e caramelle, e si fermerà in alcuni punti di ritrovo, dove ci sarà intrattenimento musicale e gastronomico. Un modo originale e divertente per festeggiare l'Epifania. Non mi resta che augurarvi buon weekend! L'Apefania non è male, bellissima. Abbiamo delle notizie? Guarda, qualcosa di più. Sentiamo. Abbiamo le influencer virtuali, abbiamo visto prima su Repubblica, e da Repubblica vediamo quella che è, diciamo, l'influencer più famosa creata dall'intelligenza artificiale e che è stata creata a Los Angeles, incide singoli musicali, collabora con brand di moda ed ha 2,6 milioni di follower. Lil Michela, così si chiama. Poi ce n'è un'altra che è spagnola, si chiama Aitana Lopez, 252.000 follower, ed è una modella virtuale. Cioè nessuna di queste esiste. Assolutamente, ti presento Emily Pellegrini, eccola qui, 152.000 follower, creata dall'intelligenza artificiale, ha ingannato calciatori e VIP e vende foto di nudo. Mi fermo qui, non vado avanti. No, ma mi stava venendo in mente una cosa: se qualcuna delle nostre più famose influencer fosse inesistente, vabbè, non dico il nome, ma comunque avete capito. Allora, 5 gennaio 1911 a Roma si apre il Giardino Zoologico, oggi noto come Bioparco, bellissimo, una struttura che ospita oltre 1000 animali di varie specie. Sono io. 3 anni dopo, il 5 gennaio del 14, negli Stati Uniti, la Ford fa una scelta rivoluzionaria: riduce l'orario di lavoro a 8 ore, raddoppia la paga degli operai a $5 al giorno e non solo, migliora anche le condizioni di vita dei suoi dipendenti, che così possono permettersi di comprare le automobili che producono. Hai capito, la Ford? Furbo. Allora, il 5 gennaio, chiedo scusa, non capisco perché si è scritto il 4 del 1932, in Italia nasce Umberto Eco, uno dei più importanti intellettuali del nostro tempo. Tra i suoi romanzi più famosi ricordiamo Il nome della rosa, un giallo che è ambientato in un monastero medievale. L'anno successivo, il 5 gennaio del 1933, a San Francisco, iniziano i lavori per la costruzione del Golden Gate Bridge, uno dei ponti più famosi e fotografati dal mondo. Il ponte collega la città con la contea di Marin, attraversando la baia di San Francisco. Stiamo vedendo la foto, Sì, bellissimo. 30 anni dopo, il 5 gennaio 64, guardate un po' che bella foto, si verifica un evento storico per il dialogo tra le chiese cristiane. Paolo VI incontra il patriarca ortodosso di Costantinopoli e quindi così finiscono secoli di divisioni, scomuni, che roba varia. E ancora? Io? Sì. Il 5 gennaio del 1984, scusate, a Catania viene ucciso dalla mafia lo scrittore e giornalista Giuseppe Fava, una delle voci più critiche e coraggiose contro il potere criminale e politico in Sicilia. Fava viene assassinato con 5 colpi di pistola a pochi passi dal Teatro Verga. E poi chiudiamo con De Gregori, dai. Vabbè, 5 gennaio del 75 esce l'album Rimmel, eccolo qua, la copertina, io me la ricordo ancora, vabbè. Anch'io. Anche tu te la ricordi? Sì, me la ricordo. Uno dei capolavori della canzone d'autore italiana. Il disco contiene brani come Rimmel, Buonanotte Fiorellino, Pablo, segna la svolta artistica e commerciale di De Gregori, che da cantautore di nicchia diventa un fenomeno di massa grazie alla sua capacità di coniugare poesia e comunicazione. E quindi noi ascoltiamo De Gregori con il brano che dà titolo all'album, si chiama Rimmel. Vi auguriamo un buon weekend e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo con De Gregori, detto a Roma il principe. La prossima settimana. Buon weekend.